Ci sono luoghi che il tempo non ha cancellato, ma che ha semplicemente dimenticato. In questo episodio esploreremo una scuola agraria abbandonata, un posto che un tempo era pieno di voci, studenti, lezioni e che oggi è rimasto in silenzio. Amici del canale, buongiorno. Siamo in esplorazione post natalizia per smaltire il pranzo. Boia. Infatti siamo entrati un po' con difficoltà perché, oddio, a me scappa la pipì. Tutto a posto, non devo fare la cacca. Allora, oggi siamo a visitare questo ex istituto scolastico agrario che, da quel che ho letto, doveva aver chiuso nel 2011, però francamente mi sembra molto più vecchio, non lo so. Adesso capiamo perché di là c'erano dei mezzi e del legno che sembra Esatto, abbastanza che buono. sembra nuovo, però questa parte qua è chiaramente molto molto vecchia. E niente, andiamo a vedere che cosa c'è. Il primo segno che siamo nel posto giusto è questo, vedi? Istituto Statale per l'Agricoltura. Sul furgoncino, quindi questo furgoncino era dell'istituto. Abbandonato qua. Sì, Che peccato. distrutto. Io me lo porterei a casa se non fosse così distrutto. Questi erano tutti attrezzi per istruire i giovani. I giovincelli che vengono a scuola? Penso proprio di sì, vedi? Perché in un istituto agrario insegnano A coltivare i campi. sì, cose di Culture. coltivazione, immagino. Sì. Cioè, io non conosco nessuno che ha fatto l'agrario, quindi non so che cosa. Non so, di preciso, comunque cose inerenti all'agricoltura. A macchinari. Bello! C'è anche tutto vecchio. Sì. Massey Ferguson. Hai visto fuori qua ci sono dei trattori vecchi? Dove? Qua fuori, si vede dalla finestra. Ah sì, li ho visti quando sono passati. Un Miti Trebbia. Ma mi sa che è una Miti Trebbia questa. Come? Una Miti Trebbia. Non vedo. Credo proprio di sì. Sì. Dopo la guardiamo. Sono qua, sembrano tutti Sì, sono tutti i banchi, le sedie. vecchi banchi. Andiamo a vedere. Infatti, perché c'è chi li vede che vengono a scuola. Tutte sedie vecchie. Sedile del Fiat. Un trapano, ma no, cosa? Sì, un trapano. C'è anche un compressore. Vai avanti tu che la torcia. Sì. Primo calendario, novembre 99. Tutte le sostanze infiammabili. Certificazioni dei prodotti fitosanitari. Tossico, molto tossico, nocivo, irritante, eccetera, eccetera. Comunque la ragnatela è un po' di tempo che è chiuso. Sì, ma infatti
Cioè, per essere, almeno io ho letto 2011, sembra tanto, cioè chiuso da tanto più tempo. Non so, non ho letto niente io. Attenzione, c'è ancora lì. Sì. Non c'è più niente qua. No, no, aumentare la luce. No. No. Scusa. Ma tipo un vecchio magazzino. Sì. Sì, non c'è. Mi sa che gli è andato anche fuoco, guarda il Sì, soffitto. infatti. Sì. Vedi Oia. questa è la Il neon. lampada, guarda. È sciolta. Hai visto? Usciamo di qua, guarda che chissà che schifezza c'è. In teoria di sopra ci sono i banchi, ma non c'è più il tetto. Ma perché altro non capisco dove possa essere l'ingresso? Dove siamo entrati prima è una stanza. Ah, lì, chiusa. eccolo lì. Hai trovato? Sì. Ok, ho capito come fare. Ok. A stare attenti perché lì non c'è più l'ingresso. Il soffitto. La colonnina per fare il fornimento, credo. Ah, che lì c'è la strada, vedi? Ho capito. Vabbè. Gasolio. Bello però. Visto le vecchie lampade? Sì. Aspetta che entro, ti do la mano. Che figata. Aspetta. Aspetta. Non ce la faccio. Allora vieni. Non so se potevo entrare. Questo è tipo laboratorio chimico. Sì. Allora abbiamo trovato l'ingresso, credo. E siamo entrati appunto nel laboratorio. Ci sono ancora tutte le boccette di qualcosa, solo che non ho i guanti. Beh, questo Soiltex. è accurate test for the è fatto in Ohio, però Beh, no. non so che cosa sia. For soil reaction. Francamente non ho idea a cosa serva. Anch'io. Se qualcuno lo sa, ce lo scriva nei commenti. E di là ci sono tutte invece le cose, le burette di vetro, là, i Adesso tubicini. andiamo a vedere tutti. Allora facciamo una bella attenzione. Ah, anche qua, alla tua destra. Tutte robe chimiche. Questi sono armadi, non so cosa potete. Ah, Scolastici. sì, ma chissà cosa c'è. Armadio, vetri, da biblioteca. Boh, basta più libri di chimica. Oh, c'è un po' di altri Prodotti. prodotti. Zolfo ventilato. Madonna. Questo qua verdino. A me aveva tirato il color Tiffany. Senti qua, qua è pieno. Se butto un occhio qua e arrivo, eh. Sì, io faccio un po' di video su TikTok. Pare una cella sto po'. Ah, credo l'infermeria. Sì, mi va a vedere anch'io. Forse, eh. C'è un quaderno con classe terza, sono tutti i nomi degli alunni Togli quella luce, vediamo questa che si vede. e un punteggio, ma non so che cosa voglia dire. E poi è tutto pieno di libri qua dentro ancora. Prova sperimentale del mais. Eh sì. Ma francamente io non so cosa vogliono dire queste robe perché
Cioè, tutte queste cose che erano state coperte dai giornali, vedi? E poi sono marciti Tipo tutti. per preservare, guarda anche qua, vedi che sono Sì. tutte cose tipo impacchettate, coperte, Sì, ma sì, sì. Non so. Guarda, non hai visto qua saprei. dentro? Ah, tutte le provette. Aspetta che faccio un video TikTok. Pioneer. Beh, non so cosa fosse però. Non si riesce a leggere. No. Campione gratuito. C'è un calendario, ma è tutto piegato. Se riesci a... Ehi, ciao, non si si è legge più. tolto. Vabbè. Questa invece? Cosa? Questi sono i cosi, quegli aspiratori, no? Quando fai... C'è in tutti i laboratori di chimica, ti ricordi che l'abbiamo trovato anche no, al vivaio, alle Acciaierie. acciaierie? Sì. Che il video è appena uscito, andatevelo a guardare. Ve lo linko qui da qualche parte. Fagiana. Ma che contatori? Ma ci sono i contatori rossi. Non Sì. so. Vedi che ci... un po' giusto per niente, no? Guarda il Cioè, mio. porca miseria. Guarda le perline. Qui andiamo verso... No, 2011 avevo letto, no. No, c'è 2003 sotto Sì. e 2005 sopra. Beh, E dopo cerchiamo un po' online. non so se c'è la corrente. No, perché c'è il contatore rosso. No, L'ho appena visto qua dentro. guarda come scende sto pavimento. Un po' sì, guarda il cancellino. I vecchi cancellini. Eh sì, Quando si scriveva a gesso. tagli con la luce perché Sì. blarra come non so cosa. Leva. Flickera. Smarmella. Di spostare poi il piedone, grazie. Ma una scarpina in testa. Aiuto, scusa, quello fossi, ma c'è una polvere. Altre boccette, gel, non so. Non tocchiamo niente, guarda. No, no, perché a parte essere robe chimiche, ma anche vecchie. Guarda Carlo Erba Instruments. Io adesso non me ne intendo, ma mi ricordo la pubblicità Carlo Erba che faceva tipo medicinali, cose Mi così. pare di sì. Quindi è di sicuro legato a una macchina questa, però. L'eccellenza analitica al servizio delle più rigorose esigenze cromatografiche. Ok. E là dietro cosa c'è? Dove? Dietro di te. Ah, primo soccorso nei laboratori Norme, chimici. esatto. Travaso dell'acido e a fine travaso. Vieni a vedere qua. Sì. C'è scritto no. Pensavo fosse tipo la stanza del acido, no? Madonna. C'è un controllo di... Ma è linoleum questo per terra. Ah, per forza sembra che vada giù, in realtà è la No, va giù. copertura. Sì, ma è più la copertura. C'è un caminetto. Caminetto col lavandino. Questi, guarda, sono tutti i manuali di istruzione. Arrivo. Macchinari. Sicuramente. Mamma mia. Quanta polvere. Noi mascherine mai, mi raccomando. Cosa servono? Cerco di uscire in qualche maniera.
Di qua non c'è niente. Proviamo ad andare su. E avanti alla sinistra cosa c'è ancora? Niente. No, aspetta. No, c'è ancora qualcosa qua. Bello questo, sì. Sì. Vabbè, era il locale caldaie, Ah, sì. che non c'è più. Qua c'è un'altra scala dall'esterno che va su. Era tipo l'ingresso. Cosa c'è qui? Niente, ma ci sono delle basi di colonne. Questo non riesco a capire cosa possa essere. Argo. Cos'è? Economizzatore Argo, non lo so. Dove stai leggendo? No, sul Ah, ferretto che esce. qua c'è la caldaia, immagino che sia. Penso di sì. Però erano abbastanza nuovi i contatori. Eh sì. Edificio. Boh, Ah, bisogna blerare perché c'è il nome, vabbè, Sì. devo ricordarmi. vabbè, dobbiamo andare su. Se regge. Sì. Questa, sopra in legno. Com'è? Sopra in legno la scala. Prima di qua. Ferma là. Com'è? Ferma, voglio vedere la faccia che fai. Vieni. No, ci sono le lavande. Il Che clarinetto. c'è veramente in legno. Ma sembra il solito, il clarinetto dove lo metto? Pazzesco. Questa non c'è più la lavagna. C'è solo la Questo cornice. posto. Ascoltami, di qua ci sono solo piatti, guarda qua dentro. Qua ci sono tutti i banchi, i libri, guarda. No, vorrei farti vedere là, dopo guardi. Ah, No, no, vedi. no, guarda. Sono tutti i documenti della scuola, i registri. Registro protocollo, togli quella che... Del 74. Guarda, hai visto questo? Guarda lì per terra cosa c'è. Madonna, ma è roba vecchissima. Gazzetta ufficiale. No, no, sotto i banchi. Ah, tutte vecchie macchine da scrivere. Sì. Quanta roba c'è? Pazzesco. E poi guarda tutte le gazzette ufficiali. Agosto 83, questo è tutto marcio. Certificato di vaccinazione. Dimmi. L'antivaiolosa. Ma è vecchissima? Sì, perché chi l'ha fatto è nato nel 65 e ha fatto la vaccinazione nel 67 e questo è il richiamo del 74. Mamma mia. Guarda, domanda di iscrizione alla classe prima, anno scolastico 81-82. Guarda qua cosa c'è. Proiettore. Ah, Lo vedi? aspetta, no, aspetta perché... No, fai il giro di qua. Ah, infatti. Faccio passare. Mamma mia che posto. C'è una domanda fatta nel 81, Il mio anno di nascita. indirizzata al preside, guarda, scritta a mano, dove io ho sottoscritto Pinco Pallino in qualità di non frequentante,
Ma privatista domanda di essere ammesso agli esami di qualifica nella prima sessione dell'anno scolastico 80-81. E se non sbaglio, aspetta, queste sono le 2 ricevute che aveva attaccato, che aveva pagato. C'è scritto allego 2 ricevute, bla bla bla. Poi ci sarebbe altra roba dentro, tipo suo fascicolo, no? Ah, può essere. Programma di esercitazione pratica, documenti allegati alla domanda, guarda, Bellino. pazzesco. Madonna. Guarda, il giornale del professore, questo è già più recente perché che l'hanno iniziato a chiamare il giornale del professore è sì, da qualche anno, ma è più recente, una volta era il registro, Sei di queste cose classe. così. Però era il giornale del professore, peccato che sia a marcio perché c'è l'acqua sopra, si vede. Qua c'è la scala in legno. Sono andato su a vedere, ma c'è il sottotetto. Ah, ok, sì, quelle scale, insomma. No, no, è solida, ma lì, ad esempio, più avanti, manca l'intonaco e solo mattoni. Sotto è tutto mattoni e non c'è niente. Ah, ok. Però guarda che ingresso che avevano. Sì, ops. Sì. Vecchia, si vede che era vecchia la struttura. Se riusciamo a prenderla tutta. Mi devo spostare? No, non stai là. Adesso andiamo giù. Andiamo a vedere quel piccolo deposito che c'era, che sembrano trattori abbastanza messi bene. E dopo in teoria dovrebbe essere finito. Sì, la mia pure che mi sembra ci fosse materiale nuovo che magari tipo non sia in uso al comune. Però fuori di qua ci sono delle serre anche. Sì, Adesso proviamo a guardiamo. buttare un occhio anche là. Di qua ci sono delle serre. Un ramo in testa. Qualcuno ha messo tipo per le api, le arnie. Cosa ha messo, Le scusa? arnie per le api, vedi? Quindi, non so se sia fattibile. Più che altro lì c'è la strada. Andiamo un attimo più là. Ma non mi sembra cosa delle api quello, sai? Là, a destra. Ah, ok, non l'avevo visto. Aspetta che c'è la strada e non ci sia nessuno. Avanti piano piano. Lì è l'altro pezzo di istituto nuovo. L'istituto? Nuovo. Ah, ok. È un'ambulanza sembra. Ma è come la sembra un'ambulanza? È un'ambulanza. Ma qua è tutto. Beh, vedere le persone che passeggiavano. Lì passano le persone. Vabbè. No, io non mi fido di andare qua. No, no, perché ci Andiamo via. vedono. Andiamo via, basta, abbiamo finito il giro. Sema. Cucina Rex vecchia. Ho dato tutta la vegetazione anche se ci sono le finestre chiuse. Beh, facciamo una cosa lepre perché sta tramontando il sole. Aspetta. Servizio di sorveglianza prevenzionistica sugli apparecchi a pressione. Bah.
Non so cosa voglia dire. Sono delle palette rosse. Sì. Sì, ma c'è la scala di legno. Una cosa niente. Hai visto che ci sono i cosi Sì. appesi? Sta sempre la cucina. C'è rimasta ancora la roba negli sportelli. Arriva, aspetta, faccio una foto qua. Le scarpe. Vai a vedere qui. Sembrano scarpe da nonno. Oh. Aspetta. Ah, C'è il cartello della scuola. porca. Però guarda, no, è tutto marcio, poi si legge istituto, agricoltura e basta, tutto, guarda, peccato. Ci fidiamo ad andare su, proviamo. Boh, sentiamo la scala. Ti dico se si può andare e se ne vale la pena anche. Le scarpine. No. Ok. Niente. Ci sono due stanze, c'è solo una sedia e manca il tetto. Guida del medico delle piante. Scusa, stavo spegnendo la luce. Sì. Bayer. Sì. Per Le piante... ornamentali. Ortaggi, viti. Non so. Insetti a terreno fitosolo. Ah, ma sarà per come... Il medico delle piante, come curare le Sì. piante quando prendono i parassiti, quelle robe là. Scusami, usciamo perché mi sono preso un mucchio di scarpine. Sì. Le scarpine sono? Ragnatele per i non veneti. Allora, abbiamo... Quindi chiudiamo intanto. Esatto, chiudiamo il video perché abbiamo finito la batteria del microfono. Ecco, bene dai, la veloce esplorazione è sempre interessante. Va benissimo dopo Natale per smaltire i pranzoni, i cenoni, che tanto non abbiamo ancora finito, quindi è solo uno stacco. Bene, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate like o dislike, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento che fa sempre piacere. Vi ricordo che ho aperto un secondo canale che trovate in basso scorrendo la home del canale. Importante. Sì, dove ho differenziato il canale Urbex dal canale dove parlo di altre esperienze, gite fuori porta, viaggi, eccetera. Ci sono già 2 video caricati, quindi andate anche lì a sbirciare e iscrivetevi. Bene, mi pare di aver detto tutto e quindi ci vediamo alla prossima esplorazione. Oh yes. Ciao!